Allora, eccoci rientrati in studio. Allora, questa sera appunto parliamo di memoria, parliamo di genocidio, di crimini contro l'umanità dimenticati. Cogliamo questa occasione appunto del giorno della memoria per affrontare insieme a voi, insieme agli ospiti che abbiamo in studio, dei temi così che hanno segnato e che a volte sono veramente dimenticati, restano ai margini di quelli che sono i racconti. E come si dice, abbiamo avuto modo di dire più volte, se non se ne parla è come se non ci fosse, non fosse accaduto. Questa sera noi parleremo dell'Holodomor, quindi la morte per fame, no? La morte indotta per fame tra il 32 e il 33 in Ucraina. Molti parlano di carestia, no? Perché c'è anche questo aspetto, console Toson, perché c'è ancora chi, anche in questo caso come è avvenuto per la Shoah, l'Olocausto, c'è chi nega che sia avvenuto, no? O che sia stato frutto di un evento, come dire, no? Naturale. Poteri forti continuano a dire che praticamente è stato un evento naturale, è stato un evento. Dobbiamo pensare che un popolo ucraino che molto ricco di agricoltura, molto ricco di risorse agricole, di cibo, è stato soppresso, una grande parte, perché cominciava ad avere un potere forte di controllo sul territorio, aveva un potere di indipendentismo. E questo non andava bene al regime, e l'unico sistema era tirare via il bene che loro avevano, quindi hanno tirato via il grano, gli alimenti a questa gente. Dovete pensare che portare via alla gente il mangiare dove potevano coltivare voleva dire veramente rendere, non sopprimerli per religione, ma sopprimerli proprio per fame, per quello che loro avevano. E provate a immaginare, io ho conosciuto famiglie discendenti, ho conosciuto dei casi, come diceva, i primi particolari che ricordano ancora questa cosa, e anche nel modo di dire, quando uno si scambia una telefonata tra parenti, uno dei modi di dire tra di loro: hai mangiato, stai bene, è un modo di dire per ricordare, che rimane nella memoria questo qui. È stata una tragedia incredibile che ha portato veramente a questa soppressione di questa popolazione. Ecco, allora adesso sentiamo un'intervista che è stata realizzata con lo storico Andrea Graziosi e che è contenuta all'interno di un film che è stato realizzato recentemente, un film documentario intitolato Holodomor, la memoria negata, realizzato dall'associazione Il Ponte di Vicenza e l'Istituto di ricerche storiche e religiose di Vicenza. Allora, lo storico Graziosi ci spiega un pochino qual era il contesto politico e che cosa è successo. Ascoltiamo. Stalin sa benissimo che c'è una situazione in cui, quando si suicida sua moglie, che il regime può crollare, perché non ce la fa a nutrire gli operai, non ce la fa a mettere da parte riserve, le cambiali che ha preso in Germania non ce la fa a onorarle, cioè c'è un pericolo sistemico. Questo pericolo avviene, si manifesta nell'estate, primo autunno del 32, ed è lì che Stalin decide, proprio questa è una decisione politica, di usare questa fame, questa carestia che era stata prodotta dalle sue politiche per spezzare la resistenza ai contadini. Le politiche sono sostanzialmente di due tipi: uno, di andare in Ucraina o anche nel Caucaso, sono le zone dove più forte la resistenza, e prendere tutto. Prendevano anche i semi, le riserve personali. Molti dirigenti non capivano perché si facesse, che Stalin aveva intenzione di usare la carestia come arma, dopo averla provocata senza volerla. L'altra cosa, siccome per Stalin i contadini erano la base della nazionalità, che era una teoria non solo di Stalin, una teoria normale in molta parte dell'Europa dell'Ottocento, per spezzare i contadini bisognava spezzare anche la cultura e la politica di chi li appoggiava, compresi i comunisti ucraini. C'è una politica di repressione della lingua e della cultura ucraina che va di pari in passo a quella sugli ammassi, chiamiamolo, sulle requisizioni, e questo provoca nel giro di 4-5 mesi questa enorme catastrofe che
dà vita alla vittoria di Stalin, perché Stalin ottiene, bisogna dirlo, questo ottiene i suoi obiettivi, cioè lui riesce a spezzare i contadini, a liquidare, diciamo, ormai l'opposizione, perché anche i nazionalcomunisti ucraini erano contrari a lui, e nell'estate del 1933 può dire: io ho vinto la mia battaglia grazie a questo. L'Holodomor ucraino comincia grosso modo nell'autunno del 1932 e finisce nell'estate del 1933. È quello che fa più morti, circa 4 milioni si pensa oggi, e la maggioranza di questi 4 milioni di morti sono morti in 2 mesi, perché naturalmente man mano che finivano le scorte di cibo la gente si arrangiava, ammazzando animali, mangiando cose selvagge, naturali. Per marzo-aprile era finito tutto, c'è un picco di morti straordinario tra, diciamo, direi aprile e giugno. Ecco, quindi un episodio, chiamiamolo così, concentrato nel tempo. Professor Fellin. Sì, è un episodio concentrato nel tempo, ma che ha una radice però prima, perché già Lenin negli anni 21-23 aveva provocato, non solo in Ucraina in questo caso, ma un primo, non so se forse non è esatto chiamarlo ancora genocidio, ma sicuramente un abbassamento enorme dei livelli di produzione con la collettivizzazione, che ha portato già allora, si calcolano, tra 1,5 e 2 milioni di morti dovuti a questa carestia artificiale. Poi Lenin però ha fatto la NEP, perché ha capito che così non poteva andare avanti. Se voleva avere risorsa, che poi lui pensava di dirottare sul sistema industriale e quindi bellico, doveva allargare un po' la manica e dare libertà ai contadini. Ed è interessante vedere che proprio in Ucraina la produzione, che era crollata dopo la rivoluzione del 17, ha ripreso durante la NEP, è tornata vicina ai livelli che aveva poco prima del 1917. E quindi questo intervento di Stalin è veramente terribile, è un disegno diabolico che Stalin ha fatto, perché in un momento in cui con la NEP si poteva immaginare una ripresa, il piano quinquennale di Stalin del 28 invece, che riguardava quindi dal 29 al 34, aveva proprio come preciso compito quello di togliere tutte le risorse all'Ucraina, che era il granaio dell'Europa tra l'altro, no? Durante lo Zar, insomma, quindi era un paese appunto con una produzione enorme, per dirottarle sull'industria bellica. E allo stesso tempo chi ha analizzato, insomma, storicamente, c'è una frase che Stalin ha detto se non ricordo male a Sokolov, allo scrittore Sokolov, che dice ho dato una lezione agli stimati coltivatori di grano, cioè Stalin sapeva che colpendo i cosiddetti kulaki, nei quali venivano identificati i piccoli coltivatori agricoli detti benestanti, ma in realtà chi aveva magari un animale, no? Gli altri rispetto a quelli che non avevano neanche una vacca, e anche il clero ortodosso, perché anche tra i kulaki Stalin ha incluso anche questo, perché c'era una forte identità nelle campagne, una identificazione di comunità legata attorno alla Chiesa ortodossa, no? Quindi colpendo queste due lui sapeva, diciamo, di poter attuare questo suo disegno, e con anche una finzione, secondo me, perché era in contraddizione con le stesse idee del comunismo per certi aspetti, che si diceva che il comunismo avrebbe dovuto salvare in qualche modo le identità nazionali, eccetera. Stalin l'ha voluta distruggere, però l'ha mantenuta in forma fittizia con la cosiddetta coreneizzazione, e cioè con fingere di dare a ciascuna repubblica, l'Ucraina come il Kazakistan come le altre, un taglio nazionale ma folcloristico. Nella sostanza ha proibito l'uso della lingua ucraina Stalin, è intervenuto pesantemente
proprio in una russificazione dell'Ucraina. Certo, probabilmente quindi era quello. È da qui che poi è partito tutto secondo me. Professor Casen, c'era questa volontà quindi? Sì, non c'è dubbio che c'era una volontà, però attenzione, la rivoluzione russa non è una rivoluzione comunista, è una rivoluzione sovietica. Loro dicevano comunista. Come? Loro dicevano comunista però. Sì, è una rivoluzione bolscevica, perché la rivoluzione comunista può avvenire solo in presenza di una classe operaia, ma la Russia aveva tutto meno che una produzione industriale. E non ci sarà la produzione industriale fino a questo evento, e lo spiego. Era una rivoluzione contadina, è stata, quindi diciamo che la nomenclatura comunista o bolscevica dell'epoca non poteva andare contro i propri rivoluzionari. E nel momento in cui, e qui suggerisco sempre agli storici di cercare le motivazioni economiche di una rivoluzione o di una guerra, la necessità di poter trasformare e industrializzare la Russia e quindi poi l'Unione Sovietica. Naturalmente Stalin, giustamente come diceva l'interlocutore prima, non era in grado economicamente di affrontare questa cosa e allora risolve due problemi. Uno, elimina i propri, diciamo, quelli che hanno sostenuto la rivoluzione e portando via le terre. Questi naturalmente si ribellano. Allora quello che spesso non si racconta, che ci fu un conflitto con i contadini e allora ci fu uno sterminio nei contadini ucraini. Perché? Quando i contadini cominciavano a prendere potere. No, perché si ribellavano i contadini dall'essere espropriati delle proprie terre, dice cosa facciamo? Vedevano già quale sarebbe stata la fine. Allora a questo punto abbiamo l'intervento dei grandi, diciamo quelli che saranno poi i grandi rappresentanti del comunismo successivamente, e uno di questi, cioè questi venivano incaricati alla soppressione fisica degli ucraini. Uno di questi era Khrushchev. E Khrushchev, siccome mensilmente veniva assegnato una certa aliquota, non cambia molto rispetto al nazismo, una certa aliquota di persone da sacrificare, e a Khrushchev non viene dato l'aliquota degli altri, erano circa 10-12 mila, a lui erano stati assegnati 6.000 per ben 2 volte, e lui si lagna, dice io sono un fervente compagno, quindi affidatemi più persone, e si adegua e supererà per zelo anche gli altri. Khrushchev è quello poi che farà scoppiare, parleremo più tardi, la più grande bomba atomica mai messa in piedi dall'uomo. Quindi c'è un conflitto, c'è una strage, poi naturalmente portando via tutte le risorse, perché, attenzione, Stalin fa un accordo con Mussolini e quindi vende grano a Mussolini perché ha bisogno di soldi, vende grano agli inglesi, vende grano anche ai francesi, no? E con questi soldi tende ad industrializzare il mondo agricolo. E come lo fa? Lo fa copiando il sistema di Ford, cioè la fordizzazione, cioè il sistema di produzione con la catena di montaggio, e quindi comincia l'industrializzazione, che poi sarà un'industrializzazione bellica, perché chiaramente sentiva che lui poteva essere oggetto di aggressione da parte degli altri paesi proprio per la ideologia che propugnava e per le stragi ovviamente che faceva. E qui diciamo che a memoria d'uomo hanno contato circa 7 milioni di persone che sono state o ammazzate o sacrificate. Ovviamente veniva dietro anche la religione, quindi i cristiani ortodossi, perché ovviamente il contadino
per tradizione millenaria è legato alla propria religione, alla propria chiesa, alle proprie tradizioni e quindi ovviamente questa cosa era diciamo collegata una all'altra. E queste cose poi Stalin, quando ci sarà il secondo conflitto mondiale, punterà invece a riavvicinarsi alla Chiesa, ma sarà soltanto un riavvicinamento fasullo, perché era solo un riavvicinamento di necessità e quindi di necessità faceva virtù. Quindi sopprimere comunque il contadino voleva dire sopprimere una fonte importante di antagonismo al potere, sia a livello religioso sia a livello di potere, certo, di alimentazione. Il detto il granaio d'Europa è avvenuto quando hanno cominciato ad esportare il grano e proprio in quegli anni lì è aumentato il grano in esportazione proprio per il fattore che è stato confiscato tutte quante alle popolazioni, quindi è aumentato tantissimo il valore di quegli anni di esportazione del grano, perché sono tolto alle popolazioni dei contadini. Certo, ecco, anche in questo caso, così come in altri, quando poi ci sono delle dittature e dei regimi, anche qui l'informazione tra virgolette fu zittita. Sentiamo questa intervista a uno scrittore ucraino, sempre tratta dallo stesso film di prima, Holodomor, La memoria negata. Sentiamo. Я займався історією Голодомору, і я почав дивитися газети 33-го року. От мені було цікаво, з перших чисел з січня і до літа, до осені. Я почав дивитися. Жодної згадки, жодної натяку, навіть коли ми сьогодні знаємо, що відбувалося, не було. Ні про який Голодомор. Це настільки ефективно працювала цензура, навпаки, щасливі фотографії, виконали план, хліб здали там десь, і все, більше нічого не було. Навіть я почав дивитися медичні журнали, бо коли був голод в Україні 20-21 років, було дуже багато медичних журналів, присвячених голоду, феномену голоду. Там в 33-му році журнали українські медичні, нічого не було, щоб можна було подумати, що існує така проблема, як дистрофія, там, голодом, всі ці явища. Це просто страхіття, як ефективно працювали. Ecco, incredibile, fu fatto fatte le debite proporzioni, accade tuttora, no? Certi fatti vengono proprio completamente occultati, nascosti, a volte basta metterli in un angolino di una pagina interna, no? E quello che potrebbe essere una notizia tale da destare riprovazione o comunque interesse viene celata. Così per esempio io a casa ho una collezione di giornali del 38, per esempio la Domenica del Corriere, questi giornali eccetera. Nelle leggi razziali non c'è parola, proprio neanche nominate. Non le nominano. Non le nominano. E quindi capiamo certamente, ma mi veniva in mente così, scusate se dico questa cosa, che esattamente sullo stesso modello, mutatis sempre quello che le cose che devono essere cambiate, nel 59 accadde in Cina, nel senso che per pagare Mao, per pagare il grande debito che aveva accumulato con l'Unione Sovietica, in questo caso proprio con Khrushchev, no? Cioè di poter avere industrie realizzate proprio chiavi in mano, si trovò a un certo punto nella necessità di procedere a enormi confische territoriali e ci furono milioni di cinesi destinati inesorabilmente a morire di fame. È quello che noi nella tradizione nostra chiamiamo il grande balzo in avanti, no? Non so come si dicesse in cinese, però io allora avevo già 10 anni, quindi è successo e mi ricordo bene come pochi anni dopo avevamo invece grandi manifestazioni con il libretto di Mao,
Ecco, qui in Italia, qui in Europa, sembrava che avessimo una sorta di Vangelo rivelato. Ecco, io dico, alcuni di questi hanno fatto poi strane carriere, ecco, devo dire, siamo sconfortati, bisogna rifarci non solo alle memorie ma anche all'esigenza dello studio. Certo, professor Fellini. No, volevo, se permette, a seguito dell'intervista sull'Holodomor, un fatto significativo per quanto riguarda l'informazione, ad esempio, che è stato dimostrato storicamente. Tra l'altro c'è un lavoro colossale fatto sotto il patrocinio di uno dei primi governi liberi ucraini, diciamo, che documenta tutto quello che è uscito in termini di documenti ufficiali sull'Holodomor. I treni che da Kiev andavano a Mosca, tipicamente treni notturni, da quando è iniziato l'Holodomor avevano a bordo del personale armato che imponeva ai passeggeri, che in gran parte poi erano funzionari del partito, eccetera, di chiudere completamente le tendine. Perché la gente non sapeva, disperata per la fame, moltissimi si erano ammassati lungo i binari sperando che dai finestrini venisse gettato qualcosa. E questo spettacolo di persone, visto anche le fotografie lì, poi ci sono anche qui, insomma, terribili, no? Molto vicine a quelle di Auschwitz, specialmente i bambini, quelli che più fanno veramente impressione. Queste persone stremate speravano, e allora hanno messo anche chiuso l'informazione, per cui il popolo russo, per esempio, non aveva notizia, il popolo normale, no, di ciò che stava accadendo in Ucraina. Questo, e poi, se permette, ancora una piccola non precisazione ma complemento. È vero che ci sono state, mi pare che ha accennato lei, professor Karen, delle rivolte anche contadine quando è iniziato questo fenomeno di collettivizzazione forzata, di sequestro completo dei beni di produzione, e che naturalmente sono finite nel sangue. È interessante, per esempio, questo manifesto qua, clandestino, che era stato divulgato. Se lo mette in verticale riusciamo ad inquadrarlo. No, lo tenga pure più basso. Dovremmo riuscire ad inquadrarlo. Se riesce a inquadrarlo, eccolo in qua. Cui da questa parte qui c'è anche una delle terribili foto, diciamo, di questi morti nudi lasciati sulla strada perché nessuno più ci badava. Ma questo di sinistra invece ce lo traduce, ci dice cosa c'è scritto. Questo qui dice, qui c'è scritto che praticamente i ladri che siedono al Cremlino ci vogliono far morire tutti di fame, nella sostanza. E questo era un manifestino che ha provocato delle rivolte, che poi sono state naturalmente chiusesi rapidamente con fucilazioni di massa e deportazioni e domate, insomma. Certo. Allora adesso vorrei proporvi un altro intervento, perché in Ucraina è stato realizzato un memoriale, un monumento, un memoriale per le vittime dell'Holodomor, autore appunto un artista, Anatoli, spero di pronunciarlo correttamente, Gaidimaka, che racconta anche quella che è stata la sua esperienza nel, come dire, sentire i racconti dei suoi parenti. Sentiamo. Батько застав Голодомор. Він розказував все, відчували вони, але вижили. Ну, у нас Чернігівщина, там ліси, річки є, так що легше було трошки вижити. А там, де, допустимо, Запорізька область, Донецька, там було складніше, бо там степи, і не можна було в ліс зайти, щось зібрати. Ну, взагалі, в той час всі боялись говорити, розказувати. Були такі часи, що за те, що ти багато розказуєш, можеш в Сибірі знову опинитися. Коли був комуністичний режим, то все замовчувалось, нічого ми ж не знали нічого, що була биківня, що був Голодомор, що були розстріли, що багато чого відкрилось.
відкрились архіви. Ну, це було як приказ партії, нічого не показувати, не розказувати, що вони творили. Замітали сліди, ну як. Це абсолютно зрозуміло, що вони ж не могли розказувати, що вони творили в 30-х роках. Ecco, queste le immagini del memoriale appunto sull'Holodomor di Kiev. Console Toson, lei c'è stato? Sì, ci sono stato, anche la ricorrenza a novembre, viene fatta la ricorrenza all'Holodomor. Io ho scoperto l'Holodomor non tantissimi anni fa, studiando la storia dell'Ucraina e studiando le cose. E sinceramente mi ha lasciato veramente molto toccato cosa è successo in quegli anni. È una storia veramente tragica, tantissime persone non conosco proprio per quello che dicevamo prima, c'è stato un'omertà totale nell'oscuramento di notizie e sono stati realizzati degli ottimi documentari da televisioni americane, televisioni internazionali, che rappresentano un po' la storia di questa cosa, e li abbiamo presentati a novembre quando è stata la ricorrenza, abbiamo fatto una mostra qui a Padova e sinceramente tanta gente non era a conoscenza di questo, cioè tantissimi ancora non sanno di cosa si sta parlando e ha lasciato veramente tanti sorpresi di cosa ha potuto fare grandi masse di gente che sono state spostate, represse e gestite. È veramente un olocausto, una cosa che è avvenuta in maniera reprimevole. Certo, allora adesso andiamo in pubblicità, ma quando rientriamo sentiremo poi le testimonianze di come venivano portati via i morti, a volte erano ancora vivi, e anche dei casi di cannibalismo. A tra poco.